Buongiorno a tutti, siamo qui a Belluno per la Dolomiti Cup. Dolomiti Cup è un evento internazionale di paracadutismo per la specialità della precisione in atterraggio che si effettua sempre nel mese a cavallo aprile-maggio di ogni anno e ormai siamo alla 15ª edizione. Quanti paesi partecipano a questa competizione? Ma ci saranno rappresentanze di circa una quindicina di nazioni sicuramente, dagli stati del Golfo, Qatar, Emirati Arabi, Oman, fino ad arrivare ai paesi nordici della Danimarca e della Svezia. Qui dietro di noi possiamo vedere la base di atterraggio dove appunto i paracadutisti arriveranno e cercheranno di centrare un bersaglio molto piccolo e molto preciso. Vedete questo cerchietto giallo? Questo è il centro che ogni paracadutista ambisce centrare, equivale a 0 penalità. Ogni penalità tradotta in centimetri è la distanza dal cerchietto giallo. Potete vedere, io schiaccerò il cerchietto giallo. Ecco, questa equivale a 0 penalità. Venite che adesso andiamo a vedere la scarpa, il tacco, come è fatto e chiedere come è andata anche il lancio. Praticamente questa è una normale scarpa da calcetto, da calcio indoor, a cui noi modifichiamo il tacchetto, togliamo tutta la parte che non serve, aggiungiamo della gomma, affiliamo una punta che sarebbe poi la prima parte che andrà a toccare il terreno. Questo ci garantisce di avere maggior precisione perché il bersaglio ha un diametro di 2 cm. 2 centimetri, sì, ci aveva detto Corrado si prima. può capire che con un tacco così grande si è molto meno precisi. Ognuno poi se la personalizza e quindi anche questo è bello nel nostro sport. Quello che volevo chiederti è da che altezza si lanceranno questi paracadutisti? Allora l'altezza è da 1000 metri dal suolo, si userà un velocissimo elicottero che in circa 4 minuti imbarca 5 paracadutisti e li lancia e avanti per 8 manche per tutti i team che saranno iscritti. Avete preso uno dei momenti più difficili della giornata, c'era molto calore, quindi è durato molto questo lancio qui. Abbiamo visto che col vento è cambiata proprio la vostra traiettoria che vi eravate magari prefissate, quindi le variazioni di vento, di calore, anche il momento della giornata cambia veramente tantissimo sulla vela, sull'approccio che uno deve dare, all'angolo di attacco, anche alle posizioni tra di noi. Tante volte con più calore o con più vento ci mettiamo più tempo a venire giù. Le squadre magari si attaccano, per esempio lui è di un'altra squadra ma si è attaccato quasi a noi, quindi diventa tutto più difficoltoso. Io sono 15 anni, non sono tantissimi anni che faccio il paracadutista, ho cominciato per curiosità, fin da piccolo ho sempre avuto passione di volo e aerei e ho cominciato grazie a Corrado che un giorno mi ha telefonato e mi ha detto: senti una cosa, guarda che c'è stato un nostro paracadutista, tuo amico, che mi ha detto che volevi cominciare, quindi sono venuto qui, ho cominciato a immergermi nel mondo del paracadutismo, ho cominciato con il corso che facciamo qui, con le lezioni teoriche a terra e poi è arrivato il 16 aprile 2011, lo ricorderò come oggi, che è stato il mio primo salto e il primo salto è stato qui e il valore aggiunto di saltare è rappresentato da Belluno. Quando saliamo a 3000 metri abbiamo la fortuna tante volte di vederci la laguna di Venezia da una parte e vederci le 3000 Avaredo dall'altra parte, quindi è un'emozione fantastica. c'è qualche aneddoto simpatico relativo a questa competizione? 15 anni fa, perché un gruppo di persone che arrivavano dall'Olanda si è innamorata di questo posto. Noi paracadutisti locali abbiamo messo sempre tutto a disposizione. Ogni anno per loro venire a Belluno è indescrivibile dire cosa provavano. Loro dovevano assolutamente venire a Belluno in primavera. Grazie agli olandesi che sono venuti a Belluno e grazie per averci portato, Corrado, questa competizione che comunque dà luce a questo territorio, come quello che stiamo cercando di fare noi con Belluniverso, che è il nostro progetto appunto dove stai partecipando anche tu in questo momento dal vivo. E un saluto. Ciao.